ben ritrovate tutti quanti. Ci troviamo in un nuovo periodo, un momento che forse non ci saremmo mai immaginati di dover affrontare. La biblioteca vuole mantenere il contatto con tutti voi e quindi andare avanti. Andare avanti vuol dire anche continuare a presentare i libri che non mancano per fortuna e che possono, soprattutto in questo momento, alleggerirci e così farci trascorrere del tempo, darci delle occasioni per riflettere e per ampliare il nostro orizzonte in questo momento forse un po' fisicamente limitato. Abbiamo con noi, in questo primo esperimento, il piacere di ascoltare direttamente dalla voce di Gianluca Battistella la presentazione del suo nuovo romanzo dal titolo Abissi paralleli. Gianluca Battistella è un bolzanino, è un filosofo, lavora qui a Bolzano ed è stato già ospite della biblioteca negli anni scorsi con numerosi libri. Infatti questo non è il suo primo racconto, non è il suo primo romanzo, ma ha già scritto anche un saggio di filosofia alcuni anni fa, L'abisso dell'unica sostanza, l'immagine di Spinoza nella prima metà dell'Ottocento tedesco. Ma insieme a questo saggio di filosofia ha scritto anche numerosi libri negli anni successivi, uno dal titolo Orme, Basta un soffio, Il volo dei gufi, L'inconfessabile. E quest'oggi vogliamo parlare invece del nuovo romanzo, appunto, Abissi paralleli. Lascerò poi la parola a Gianluca che presenterà direttamente il suo romanzo, un romanzo molto interessante, scritto davvero bene, si legge molto volentieri e accanto a delle riflessioni che fanno capire come Gianluca sia un attento testimone e analizzatore della realtà, dell'attualità e delle problematiche, sia anche una persona appunto formata da un punto di vista filosofico, quindi sono dialoghi interiori molto profondi ma nello stesso tempo veloci, quindi si legge velocemente, si legge bene, è facile ma soprattutto è scritto molto bene. Quello che mi è piaciuto anche molto di questo romanzo è la costruzione di questa trama che in un certo senso ha qualcosa quasi da romanzo giallo, in quanto c'è una crescente tensione e quindi una soluzione, anche una fine, un epilogo diciamo particolare. Ma non vi svelo niente, vi ricordo solamente che questo libro può essere anche scaricato, Gianluca vi darà alcune indicazioni, vi ricordo che anche la biblioteca ha un servizio di libri e di ebook online che potete trovare nel nostro sito e vi ricordo anche che alcuni brani di questo libro verranno letti dalla nostra attrice Maria Pia Zanetti. Un caro saluto a tutti, visitate il nostro catalogo, ascoltate le conferenze sul podcast e un arrivederci a presto. Stiamo a casa. Tratto da Abissi paralleli di Gianluca Battistella. Conobbi Ilenia durante un normale viaggio in treno da Firenze a Bologna. Era seduta proprio di fronte a me. Io andavo a trovare Stefano per il fine settimana. Finita l'università, per vederci almeno una volta al mese, alternavamo Bologna e Milano. Lei invece aveva un corso di aggiornamento di 3 giorni che, nel giro di qualche ora, avrebbe deciso di non frequentare più. Iniziamo a chiacchierare da subito e, arrivati a Bologna, ero già innamorato di lei. Gracile e con il viso da bambina, ironica al confine del sarcasmo, incline al giudizio inflessibile e tranciante, persi la testa senza opporre resistenza. Quella sera cenammo insieme, per poi camminare nei vicoli del centro fino a notte fonda. Quel fine settimana Stefano mi vide solo per mezz'ora, il tempo necessario per salutarlo e spiegargli che il programma per il weekend avrebbe subito un drastico cambiamento per causa di forza maggiore. Gliela presentai un mese dopo e se all'inizio gli piacque molto, cambiò opinione non appena Ilenia rivelò il suo lato intransigente.
Quando si parlava di politica o di attualità, Ilenia si faceva di colpo dura. Le sue idee di sinistra, che potevano facilmente apparire estremistiche, emergevano con una tale brutalità da ricordare gli anni '70. Era un aspetto che mi preoccupava, ma provavo a nasconderlo. Far finta che non ci fosse mi rendeva più sereno. Una volta, mentre eravamo in macchina, alla radio diedero la notizia di un gruppo di parlamentari che aveva firmato un disegno di legge per rivedere in senso restrittivo la legge 194 sull'aborto. Li fucilassero tutti, uno per uno. Quando Ilenia pronunciò quelle parole con il tono di chi non stava scherzando, Stefano rimase di stucco. Era felice nel vedermi euforico, ma quando gli raccontavo di lei, percepivo sempre un filo di prudenza e perplessità che cercava di mascherare per non mettermi a disagio. Capivo che qualcosa di Ilenia non lo convinceva del tutto. Una volta gli raccontai una scena accaduta in metropolitana. Ilenia aveva litigato in maniera furiosa con due tipi che discutevano della guerra in Siria. Uno dei due si era lasciato sfuggire questo commento: "Cazzi loro, basta che non vengano qui a rompere i coglioni". Ilenia lo aveva insultato in modo così violento che se non l'avessi fatta scendere alla prima fermata la situazione sarebbe degenerata in rissa. Stefano non apprezzò il racconto, anzi, nei suoi occhi vidi un disagio che mi disturbò. In fondo è sempre così. Nulla irrita di più di chi vuole proteggerti da qualcosa che non vuoi vedere. Anche se questo, alla fine, ti raggiunge. Sempre. Il romanzo racconta la storia di due protagonisti. Nel romanzo ci sono due figure, due personaggi che parlano e raccontano in prima persona, e si tratta di un insegnante, un professore di filosofia delle superiori e di una giornalista. Le due storie, le due vicende si sviluppano appunto in parallelo l'una rispetto all'altra, e naturalmente cerco di lasciare intuire al lettore che le due vicende finiranno in qualche modo per incrociarsi, cosa che accadrà soltanto nelle ultime pagine. Ho incontrato varie difficoltà, la maggiore è stata sicuramente quella di rendere plausibile il personaggio femminile. Il primo protagonista è un insegnante di filosofia delle superiori e la seconda è una giornalista che lavora presso l'ufficio pubbliche relazioni del Viminale del Ministero dell'Interno. E naturalmente identificarmi con un insegnante di filosofia è stato relativamente facile. È una professione che ho svolto anch'io per un anno alle superiori, poi l'ho fatto anche all'università successivamente, mentre chiaramente molto più difficile è stato identificarmi con un personaggio femminile, con un lavoro completamente diverso dal mio, in un ambiente che non conosco perché non ho mai messo piede al Viminale e quindi non ho esperienza diretta di un ambiente lavorativo come quello. E questa è stata una difficoltà che ho cercato di affrontare, di accettare un po' anche come una sfida. E ci sono due
argomenti principali. Diciamo che queste due storie si sviluppano in un contesto politico che io cerco di descrivere, che io ho creato come sfondo a queste due linee narrative, e ho immaginato da una parte la chiusura del Brennero da parte del governo austriaco. Era stata una misura minacciata anni fa ai fini di creare una barriera contro l'accesso dei migranti, e dall'altra ho immaginato un ministro dell'interno con spiccate tendenze xenofobe. Ci sono appunto due temi principali, oltre alle storie personali di questi due protagonisti, ed è da una parte il tema dell'immigrazione. Naturalmente non offro un'analisi scientifica del fenomeno, non è il romanzo il luogo adatto per simili operazioni, non era mio interesse farlo. È però un tema che attraversa bene o male tutta la società e a tantissimi livelli. È una questione etica, morale, è una questione che ha a che fare con la nostra visione del mondo, con i nostri valori, con le nostre convinzioni, le nostre ideologie, anche se è una parola passata di moda, e è un tema su cui ovviamente tutti i partiti, tutte le parti politiche intervengono. È un tema che si presta come pochi altri alla manipolazione, ed è un tema su cui praticamente tutti hanno un'opinione. Se noi prendessimo altri argomenti, non so, la riforma della Costituzione, o la manomissione dello Statuto dei lavoratori, la riforma del sistema elettorale, eccetera, potrei aggiungere tanti altri, molte persone esprimerebbero il loro assoluto disinteresse. Sull'immigrazione ognuno ha una sua posizione, ed è un tema di forte polarizzazione, e si aggiunge anche un aspetto personale, e cioè la constatazione che anche nella mia cerchia ristretta di amicizie, di persone che frequento, di persone a cui sono anche molto legato, non tutti condividono le mie posizioni, e in parte c'è anche un dissenso molto forte. E quindi su un tema così centrale, così per certi versi dirimente, l'essere confrontato con il fatto che persone a cui sono legato, persone a cui voglio bene, hanno posizioni almeno in parte perfino diametralmente opposte alle mie, è qualcosa che mi tocca profondamente. E quindi, più che una scelta, una decisione consapevole, questo tema in qualche modo, nel momento in cui sono partito con questo progetto, si è imposto ed è entrato nella scrittura, ed è quindi diventato uno dei due temi fondamentali che fanno da sfondo alle vicende personali e individuali dei due protagonisti. E un secondo tema
è quello della follia, e non intendo in questo caso il termine follia in senso lato. Faccio riferimento davvero alla follia, come dire, mm, psicotica, clinicamente diagnosticabile. E c'è in entrambe le vicende che racconto, l'insegnante di filosofia ha un'alunna che mostra evidenti segni di squilibrio, e la giornalista che lavora al Viminale, potremmo definirla come un personaggio, diciamo, borderline, e lì rimane molto tra le righe. Per buona parte del romanzo lascio intuire delle cose senza esplicitarle, dopodiché preferisco anche non raccontare, aggiungere troppi dettagli per non anticipare quello che poi emerge man mano che la lettura prosegue e si avvicina verso la fine, verso la conclusione del romanzo. Direi che questo in estrema sintesi è quello che ho cercato di raccontare in quest'ultimo libro. Naturalmente non è semplice raccontarlo guardando un monitor o parlando in un cellulare. Spero, ma speriamo tutti che avremo presto modo di parlare di libri, incontrandoci e condividendo uno spazio, e reagendo alle vostre domande, e parlandoci, guardandoci negli occhi. Speriamo presto. E nel frattempo anche le librerie sono chiuse, purtroppo. Il libro si può acquistare anche online, c'è il sito della casa editrice, che è Ensemble di Roma, e il loro bookstore è ancora attivo e si può tranquillamente ordinare il libro online, e da quanto ne so nel giro di pochi giorni può essere consegnato a domicilio. Nel frattempo vi abbraccio, e speriamo di poterci abbracciare molto presto, e nel frattempo cerchiamo di rimanere tutti in salute e di mantenere nel limite del possibile il buon umore. Un abbraccio a tutti. Mio padre, il ferroviere burbero. Quando tornava a casa dal turno di notte era meglio non rivolgergli la parola. Se ti andava bene non rispondeva, altrimenti grugniti e imprecazioni. Una volta a colazione rovesciai la tazza del caffè latte sul tavolo della cucina e mi diede della rincoglionita. Avevo 6 anni. Un'altra invece mi cadde del miele sulla tovaglia e schivai uno schiaffo di pochi centimetri. Elsa e mia madre avevano sviluppato una strategia difensiva quasi infallibile. Quando il barometro indicava burrasca si facevano invisibili. Nessuna domanda, distanza di sicurezza, rumori ridotti al minimo indispensabile. Funzionava solo in parte, perché nei giorni peggiori la burrasca arrivava. Comunque. La pasta alle cime di rapa non era di suo gradimento, insulti. Il telecomando non era al suo posto, anche sarà stato lui a spostarlo, bestemmie assortite. E il parafulmine ero quasi sempre io. Farmi invisibile non rientrava tra i miei talenti. Attorno ai 15 anni, però, iniziai a rispondergli. Le uniche immagini di mio padre sorridente erano quelle delle vacanze a Filicudi. D'estate andavamo sempre lì perché i nonni materni possedevano un vecchio rudere a 1 chilometro dal promontorio di Capo Graziano. Mio padre sorrideva soltanto lì. Beh, non sempre, ma alle volte era come se l'uomo cupo, volgare, indurito,
lasciasse il posto a un'altra persona, gioviale e capace di tenerezza. Quando eravamo bambine giocava con noi, soprattutto in spiaggia. Castelli di sabbia, piccole muraglie di ciottoli, piste con tunnel e curve paraboliche per le biglie e poi i tuffi. Salivamo sulle sue spalle mentre lui contava fino a 3 e poi ci lanciava in alto, lunghe ore in acqua a divertirci. Non si stancava mai. E sorrideva. Però erano soltanto parentesi. A casa ritornava quello di prima. E quando poi il nonno si ammalò e dovette vendere il rudere perché la pensione non bastava, finirono anche le vacanze di famiglia. Negli anni mio padre si incupì ancora di più. Gli scatti d'ira divennero frequenti. Si innervosiva per delle piccolezze e non di rado scaraventava a terra piatti e bicchieri o lanciava oggetti contundenti contro chi gli capitava a tiro. E io iniziai a odiarlo, a disprezzare mia madre per la sua debolezza. E quando Elsa partì per l'università fu soltanto peggio. Non ne ho mai parlato con nessuno, né mai lo farò. Spero solo che mio padre abbia una morte lenta e dolorosa, che bruci all'inferno e non veda mai più la luce.